Giuseppe Romano, Presidente di Unione Veneta Bonifiche. Presidente, quali messaggi partono da questa conferenza? Parte dal nostro punto di vista un messaggio estremamente importante. Il messaggio è che nonostante le avversità di questi ultimi periodi, dal Veneto una modalità di lavoro, un sistema che io definisco sistema Veneto, che mette e sta mettendo in sicurezza idraulica questo territorio. Ovvio che servono risorse, ovvio che serve ancora dell'impegno, ma siamo sulla strada giusta e questo è l'obiettivo e questa è l'idea e questa è la modalità che noi vogliamo lanciare in questi 3 giorni, appunto partendo dal Veneto e da Venezia. A 4 anni dal riordino del sistema dei consorzi di bonifica, a quale ruolo si candidano queste realtà? Innanzitutto bisogna dire che i consorzi sono le uniche realtà che si sono riorganizzate, parliamo di Veneto, ma non solamente in Veneto, ma anche in altre realtà regionali italiane, e i risultati sono sicuramente importanti. Solamente dopo il secondo anno noi abbiamo risparmiato 5 milioni di euro sui nostri bilanci, soldi che stiamo mettendo praticamente nella difesa e nella riorganizzazione di una struttura di difesa del territorio veneto. Questo credo sia l'azione importante. Do 2 dati perché mi sembrano estremamente importanti. Rispetto ai bilanci, alla somma dei bilanci, ai contributi che versano i veneti ai consorzi di bonifica, che sono 125 milioni di euro, di questi 125 milioni di euro il 90% quindi li investiamo in manutenzioni ordinarie, il 10%, che sono 12 milioni di euro all'anno, li investiamo in manutenzioni straordinarie, quindi 12 milioni di euro all'anno che noi mettiamo nel sistema veneto a difesa del territorio veneto, a difesa dell'agricoltura veneta e a difesa di un sistema che è il Veneto.